Il contesto criminale della provincia di Agrigento continua ad essere caratterizzato dalla presenza dominante di Cosa Nostra, che monopolizza la gestione delle più remunerative attività illegali e condiziona ancora pesantemente il contesto socio-economico, già duramente messo alla prova da un perdurante stato di crisi. Rimasta unitaria e verticistica, l'organizzazione conserva la tradizionale ripartizione nei 7 mandamenti: Agrigento, Burgio, Del Bellice, Santa Elisabetta, Cianciana, Canicattì e Palma di Montechiaro, al cui interno operano 42 famiglie mafiose. Cosa Nostra Agrigentina rappresenta una delle più solide roccaforti dell'organizzazione e ha vissuto una costante evoluzione, espandendo l'area degli interessi dall'originario contesto agro-pastorale a settori criminali ben più remunerativi. È quanto si legge nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia sull'attività e sui risultati tra gennaio e giugno del 2019 trasmessi al Parlamento. Un ruolo minore ma comunque di rilievo, prosegue la relazione, viene occupato dalla Stidra, originariamente parte scissionista di Cosa Nostra, ma che oggi fa affari con quest'ultima. L'influenza della Stidra è presente nei territori di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Naro, Favara, Canicattì, Campobello di Licata, Camastra, Bivona e Racalmuto. Storicamente la mafia in questo territorio si caratterizza per una spiccata capacità di interazione con le consorterie mafiose di altre province dell'isola, in particolare con quella di Palermo e con realtà criminali di altre regioni. Si registra una fase di riassetto interno all'organizzazione mafiosa, a seguito dei recenti arresti delle figure apicali. Le recomposizioni di famiglie e di mandamenti sono anche influenzate dalle scarcerazioni degli affiliati, in particolar modo di quelli che avevano già ricoperto ruoli apicali. Proprio il monitoraggio di soggetti scarcerati ha caratterizzato le attività investigative Kerkent e Assedio. Anche in questa provincia i business mafiosi rispecchiano le esigenze di liquidità e di controllo del territorio, trovando nel racket delle estorsioni, nel traffico di stupefacenti e più recentemente nel controllo del gioco d'azzardo dei settori di primario interesse. Con riferimento alle estorsioni, il 12 maggio 2019 è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 2 soggetti di Licata ritenuti responsabili dei reati di usura e di tentata estorsione in concorso, continuati ed aggravati dal metodo mafioso. L'indagine era stata attivata per far luce su episodi di danneggiamento seguiti da incendio nella zona di Licata. Il successivo 19 giugno l'operazione Assedio, oltre a far luce sugli attuali assetti organizzativi della famiglia di Licata, ha evidenziato un'inedita forma di estorsione. Un imprenditore edile licatese si è visto costretto a versare alla predetta famiglia 5.000 euro per aver realizzato lavori in territorio tedesco. Si è rilevata anche l'imposizione indebita di slot machine presso numerosi esercenti nell'area periferica licatese. Da evidenziare inoltre che tra i soggetti destinatari del provvedimento di fermo vi è un amministratore locale che, in accordo con il reggente della locale famiglia mafiosa in cambio della promessa di futura utilità, nel 2018 aveva ottenuto l'appoggio elettorale del clan. Anche per il semestre in esame significative sono le risultanze di operazioni legate al traffico e allo spaccio di droga. In tal senso l'operazione Kerkent, conclusa dalla DIA il 4 marzo 2019, ha colpito soggetti operativi tra le province di Agrigento, Palermo Trapani, Vibo Valentia e Parma. Le indagini hanno documentato l'esistenza nella città di Agrigento di un gruppo criminale facente capo a un pluripregiudicato già affiliato alla famiglia mafiosa di Agrigento Villa Seta, che dopo essere stato scarcerato aveva ricevuto l'investitura di nuovo capo di famiglia direttamente dal precedente boss. L'assunzione di questo incarico ha consentito al nuovo boss di interferire nello svolgimento delle attività produttive locali e di commissionare alcuni delitti. Lo stesso peraltro aveva incrementato il traffico di sostanze stupefacenti destinate al mercato agrigentino con canali di approvvigionamento che facevano capo ad altri sodalizi mafiosi locali e palermitani di matrice stidra e mafiosa, nonché alle endrine calabresi dell'area vibonese. Ancora in relazione al traffico di stupefacenti si richiamano le operazioni Extra, Fines 2, Celandro e Mare Magnum, sviluppate nel territorio di Caltanissetta ma con profili di connessione con la realtà agrigentina. Infatti il 17 gennaio 2019, nell'ambito dell'operazione Extra Fines 2 Celandro,
Sono stati arrestati diversi appartenenti alla famiglia mafiosa di Gela, in provincia di Caltanissetta, in affari con soggetti di origine agrigentina, da anni trapiantati in Germania. Il gruppo manteneva i rapporti con i trafficanti turchi, calabresi e colombiani che rifornivano di stupefacenti il mercato tedesco e italiano. Il 13 febbraio 2019, inoltre a conclusione dell'operazione Mare Magnum tra le province di Caltanissetta, Agrigento, Palermo ed Enna, 14 persone sono state ritenute responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in particolare di hashish. L'attività investigativa ha permesso di individuare il canale di rifornimento, la rete di distribuzione dai fornitori ai consumatori e la commercializzazione di diversi chili di droga a settimana. L'elemento di vertice dell'associazione vicino a Cosa Nostra Nissena negli ultimi tempi si era trasferito a Porto Empedocle, dove si era inserito nel locale contesto criminale, tanto da usufruire di un appartamento riconducibile alla famiglia mafiosa del luogo. Inoltre sono state individuate, soprattutto nella zona orientale della provincia, svariate piantagioni di cannabis di varia estensione, talvolta coltivate in serre dotate di impianti di illuminazione e di areazione, nonché di videosorveglianza. Nella provincia, tra settori particolarmente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, si segnalano anche quelli dell'agricoltura e dell'agroalimentare, dell'energia da fonti rinnovabili e quelli collegati all'emergenza ambientale, come nel caso della gestione del ciclo dei rifiuti. È poi significativa la capacità di Cosa Nostra Agrigentina di condizionamento dell'attività politico-amministrativa. Nel periodo in esame continuano le gestioni commissariali dei comuni di Camastra e di San Biagio Platani. Inoltre la Prefettura ha emesso provvedimenti interdittivi antimafia per infiltrazioni mafiose nei confronti di imprese ubicate in diversi comuni della provincia operanti nel settore edile e agricolo. Anche nel semestre si sono registrate numerose intimidazioni tramite danneggiamento o minacce nei confronti di rappresentanti delle istituzioni. Nel panorama criminale agrigentino si continua infine a registrare anche l'operatività di gruppi criminali stranieri. Con il passare degli anni essi sono aumentati nel numero e hanno allargato i loro margini operativi, anche grazie ai rapporti con criminalità locale di tipo comune. La presenza stanziale di gruppi criminali di origine straniera sembra tollerata da Cosa Nostra e dalla Stidra, perché si inserisce in settori illeciti di basso profilo e più rischiosi in termini di attività repressiva, come ad esempio lo sfruttamento del lavoro nero e della prostituzione, il trasporto e lo spaccio di sostanze stupefacenti, furti di materiale ferroso in abitazioni e in terreni agricoli. Le acquisizioni investigative dell'ultimo semestre confermano come le attività criminali connesse all'immigrazione clandestina restino appannaggio di organizzazioni straniere impegnate nella tratta di esseri umani dalle coste nordafricane verso quelle siciliane.